Oggi abbiamo fatto un laboratorio con la maestra Marianna che si intitola Una cartolina dal futuro. Ci siamo divertiti molto, abbiamo scritto una cartolina che la manderemo a noi del futuro. Tipo, ora vi faccio un esempio, io l'ho scritta io a 21 anni e ho scritto che vorrò fare le Olimpiadi di nuoto e almeno salire sul podio. Quello che abbiamo fatto oggi è stato stimolare l'immaginazione dei bambini attraverso giochi che hanno riguardato sia la parte linguistica e la produzione di tantissime idee, sia la parte grafica che la parte corporea. Abbiamo parlato un po' delle parti del corpo e abbiamo anche giocato, corso, camminato, perché secondo noi quando si cammina vengono più idee. È importantissimo muovere il corpo perché il movimento del corpo implica movimento di pensiero. Pensiamo che siano due cose molto separate, la mente e il corpo. In realtà sono strettamente connesse. Basta pensare che per avere una nuova idea o le idee migliori in genere ci vengono quando camminiamo, quando passeggiamo, quando cantiamo sotto la doccia. I bambini hanno potuto immaginare la loro vita a partire dal passato, quindi hanno utilizzato l'immaginazione per andare a ritroso nel tempo, per immaginare i se stessi del passato e poi i se stessi del futuro. Questo ha permesso loro di entrare in contatto con tutti quelli che sono e sono stati e saranno i loro sogni, i loro desideri, le loro aspirazioni, e abbiamo prodotto una cartolina che i bambini invieranno al se stesso del futuro. E poi abbiamo scritto anche tutte le cose che pensavamo quando eravamo in precedenza e anche cosa potremmo pensare nel futuro. È importante stimolare la creatività di pensiero perché permette di percorrere vie originali per orientare il proprio modo di pensare, il proprio modo di essere, il proprio modo di agire. È importante mantenere questa finestra di pensiero aperta. I bambini hanno un'immaginazione molto ricca da piccoli e poi piano piano l'abitudine, la routine fa sì che questo canale venga piano piano spento, stretto. Si stimola in genere il pensiero convergente, quindi l'unica risposta giusta. Con questo lavoro, con queste attività, con questi giochi abbiamo invece stimolato quell'altro tipo di pensiero, che è il pensiero divergente, che parte da domande aperte e fa in modo che i bambini possano esprimere i loro pensieri, le loro opinioni, le loro idee.